Elica è nata nel 1970 da un'idea di mio padre. Noi siamo dei profondi maker, cioè noi trasformiamo la materia. Fondamentale sono le idee e le innovazioni nate dalle intuizioni e sono poi le mani delle persone che hanno la capacità di trasformare queste intuizioni in prodotti concreti. Io vivo di cappe, sogno di cappe. Quindi 1970 parte l'azienda, 1978 muore mio padre e quindi questo passaggio chiaramente molto negativo per mio padre, molto negativo per me, forse positivo per l'azienda, perché già dal primo momento l'azienda si è dovuta attrezzare con un cambio generazionale importante. Poi dal 1978 ad oggi siamo passati da 100 dipendenti a 3.500, siamo passati da un'azienda molto provinciale a Fabriano in mezzo al nulla nelle Marche a un'azienda che ha una serie di siti produttivi e una serie di uffici sparsi un po' in giro per il mondo. 2 stabilimenti in Italia, uno in Germania, uno in Polonia, uno in India, uno in Cina, uno in Giappone e uno in Messico. Poi ce ne abbiamo un altro invece molto interessante che fa motori elettrici, che tecnologicamente abbiamo un sacco di tecnologia all'interno, un sacco di innovazione che noi usiamo per le nostre cappe, ma che vendiamo anche all'esterno e ne fa circa 10 milioni l'anno, rimanendo però con il cuore, con la testa e con la voglia di fare l'innovazione che ha dato mio padre. Quindi quel primo seme che lui ha messo nel 70 si è sviluppato mantenendo però lo stesso DNA. Noi abbiamo un sistema a imbuto e quindi quando arrivano le proposte da 100, la prima scrematura insieme a me le facciamo diventare 25. Questi 25 loro poi li devono portare a 10. Poi ci rivediamo e da 10 ne facciamo 5. Cerchiamo di farli in maniera molto critica e molto aperta e molto tranquilla. Dobbiamo con la tecnologia riportare innovazione su un prodotto che sembra molto semplice, ma al suo interno e anche al suo esterno ha una complessità di combinazioni che per renderlo unico sono molto sofisticate. Un'azienda italiana su un oggetto che è all'altezza degli occhi può dimostrare qualcosa di diverso anche con una sensibilità appunto artistica diversa rispetto ai nostri concorrenti. C'è una parola che io uso sempre che è la cosa che ci contraddistingue da tutti gli altri, è la passione, punto. Noi facciamo anche prodotti che non sono disegnati solamente da designer italiani, noi facciamo anche prodotti che sono disegnati da designer bravi e svegli, indiani, cinesi, magari americani. Noi stiamo cercando di far venire fuori un qualcosa che è latente. Il risparmio energetico all'interno delle case si traduce con il sigilliamo tutto e evitiamo che il calore si disperda. Questo però comporta che l'aria si vizia. Noi vogliamo riuscire a far capire questa cosa nella maniera semplice, quindi con un sistema che visivamente ti faccia vedere in tempo reale qual è il livello di ossigeno all'interno della casa e che in tempo reale ti chieda: vuoi che cambi un po' l'aria o no? Il futuro è sempre di più collegato a un sistema in rete. Noi non rivoluzioneremo il mondo della informatica, però riusciremo a portare delle piccole innovazioni che magari faciliteranno un po' la vita o magari miglioreranno un pochettino il modo di respirare, il modo di vivere all'interno delle case. Sicuramente oggi non si può assolutamente prendere in giro il mercato. Oggi quello che vale è money for value, che significa ti do i soldi ma in cambio mi devi dare un valore vero, che è fatto dal design, dall'emozione ma anche dalla tecnologia.